L'Italia non è meticcia, Kyenge rimpatriata subito. È questo il messaggio razzista comparso a Padova sul muro del liceo scientifico Alvise Cornaro e chiaramente indirizzato al ministro per l'integrazione Cécile Kyenge. A darne notizie i rappresentanti della rete degli studenti medi che hanno subito stigmatizzato l'atto. Siamo estremamente preoccupati, scrivono gli studenti in un comunicato, nel registrare come in diversi ambienti si stia formando uno spaventoso clima xenofobo e razzista, come possiamo constatare da come il neo ministro Cécile Kyenge sta venendo duramente attaccata non solo da persone singole ma anche da interi partiti. I rappresentanti di Istituto del Liceo Cornaro hanno già provveduto a ricoprire e cancellare la scritta che non è che invece con ogni probabilità potrebbe essere soltanto il gesto estemporaneo di una persona isolata. E su questo fatto intanto arrivano le prime reazioni dal mondo politico. La scritta ingiuriosa contro il ministro Kyenge è il prodotto di una subcultura razzista che alcune forze politiche hanno alimentato in questi anni, cultura che per fortuna non appartiene alla città di Padova e tantomeno nella scuola dal cui vicinanze è apparsa. E questo è il commento del vice sindaco facente funzioni di sindaco Ivo Rossi, che ha commentato inoltre dicendo: la scritta verrà cancellata prima di sera, lo abbiamo visto, è già stata cancellata, questi segnali non vanno sottovalutati, guai a parlare di goliardate. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha espresso dura e ferma condanna nei confronti degli autori della scritta di matrice xenofoba e dura condanna anche dal capogruppo dell'Italia dei Valori in Regione Veneto Antonino Pipitone, che in una nota evidenzia: condanniamo fermamente certi atti desiderosi di rianimare istinti ormai sconfitti della storia e condannati dalla società.